Sicuramente in via Visinada, cioè a casa nostra, nel nostro palazzetto del Palachiarbola, dove nell'ultimo scudetto vinto giovanile abbiamo portato tutti i nostri tifosi sotto la doccia. Uno dei più divertenti è stato appunto a questo Caffè 54, una serata in cui c'è stato l'Uomo Gatto, in cui la nostra compagna ha sfidato l'Uomo Gatto e ha vinto. È stato un momento veramente molto divertente. Durante le gare in giro per l'Italia o comunque in giro per il mondo, diciamo, ma per Lignano dov'è? Quando devo fare i miei allenamenti, le giornate in cui c'è così tanto vento, così tanta bora, che praticamente non riesci neanche quasi a scendere dalla macchina, che ti si chiude la portiera addosso, ecco, quei giorni in cui vorresti magari allenarti ma non puoi perché insomma non ti è neanche possibile uscire di casa. Io ancora prima di imparare a camminare, gattonando al mare, andavo verso l'acqua, quindi all'età di 9-10 mesi i miei genitori hanno capito che c'era questo amore incondizionato verso l'acqua. Se non mi avessero preso quella volta non sarei qua, mi hanno preso e mi hanno accompagnato in acqua e io da allora non sono mai più uscito.